Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi parlo del mondo dei sogni. È risaputo che il sogno ci comunica attraverso il nostro inconscio. Infatti è una dimensione che ci permette di entrare in contatto con una parte molto interiore di noi stessi, contemporaneamente ad essere, alla possibilità appunto di essere un portale verso il mondo astrale. Ci sono poi da fare dei piccoli distinguo tra il sogno e il viaggio astrale, perché non sono la stessa cosa. Non è automatico infatti che sognando stiamo anche viaggiando astralmente, nel senso che sì, stiamo viaggiando astralmente perché durante la notte sempre il corpo astrale si separa dal corpo fisico e gironzola, ma non necessariamente quello che ricordiamo al mattino quando ci svegliamo è frutto di un viaggio astrale. A volte può trattarsi semplicemente di una rielaborazione appunto del nostro inconscio, di quello che può essere un vissuto recente oppure una forma di presentimento rispetto a quello che può ancora avvenire nel nostro futuro immediato. In che modo il sogno ci parla è da ricollegare ai messaggi archetipali. La Kabbalah ha affrontato molto questo genere di argomenti dal momento che si è occupata del simbolismo e di quello che sono appunto tutti i criteri e i simboli appunto della creazione. In effetti si può identificare una radice comune in quella che è la narrazione biblica con le sue raffigurazioni, con quello che è proprio il modo di parlarci dei sogni. Infatti entrambi si rifanno a forme simboliche che non necessariamente hanno un significato letterale. Infatti il sogno raramente va letto alla lettera, ma invece va ricercato quello che è un significato più occulto, più interiorizzato. Faccio un esempio così che vi possiate muovere un pochino nell'interpretazione dei vostri sogni. Se per esempio all'interno di un sogno noi abbiamo a che fare con più personaggi, essi non sono altro che un aspetto o più aspetti della nostra stessa persona. Infatti, se ben pensiamo a quello che noi abbiamo sempre pensato, comunque ehm, la nostra opinione riguardo le persone che effettivamente andiamo a sognare, ci rendiamo conto che abbiamo di loro delle impressioni particolari, magari legate a alcuni tratti caratteriali oppure legate ad alcune loro esperienze che ci sono rimaste impresse e che dunque si riallacciano a qualcosa di noi nel nostro inconscio. Dunque questo cosa significa? Che ogni volta che noi sogniamo qualcuno, la prima domanda che ci dobbiamo porre è, oltre a capire e cercare di snocciolare quali erano le circostanze del sogno, dobbiamo sempre porci questa domanda: che cosa rappresenta per me questa persona? Che cosa mi viene a raffigurare? Può essere ad esempio che sogniamo una persona che magari è particolarmente laboriosa, una persona collaborativa e che magari questa persona in quel momento nel sogno è in difficoltà. Allora ecco che il nostro sogno vuole dirci che il nostro aspetto laborioso, la nostra capacità di collaborazione sta attraversando una fase difficile e messa alla prova. E questo è soltanto un piccolo, semplice modo per imparare a decodificare alcuni messaggi del nostro inconscio. Poi, ad esempio, ci sono anche altre cose da valutare nel sogno, le emozioni che ci porta dietro al risveglio, oppure
ehm, il clima esterno del nostro sogno, cioè se era un sogno vissuto durante la giornata o un sogno ambientato in notturna, sono tutti aspetti che fanno riflettere soprattutto per quello che riguarda appunto la nostra personalità. Un altro sogno molto frequente e anche molto importante è per esempio il sogno della casa. Cioè quando noi sogniamo una casa dobbiamo sempre tenere a mente che si tratta della nostra persona per intero. Infatti la casa, con l'insieme delle sue stanze, è un simbolo riconducibile al nostro io. Questo cosa significa? Che in quel caso noi osserveremo se la casa è grande, piccola, se è ordinata, disordinata, se è fatiscente oppure maestosa, se è un castello oppure se è complicata, cioè stanze contro stanze collegate in modo particolare. Insomma, cercheremo di dedurre quante più cose possibili proprio osservando l'ambientazione di questa casa. Quanto è arredata, se è riccamente arredata, se invece è una casa spoglia. Sono tutte cose che faranno riflettere noi su quello che riguarda appunto le cose da rafforzare, da correggere oppure gli aspetti deboli, insomma, ma anche i punti di forza della nostra personalità. Faccio un breve esempio così da rendervi chiaro e darvi un po' la chiave di interpretazione se mai vi dovesse capitare appunto di sognare una casa. Tanto per cominciare appunto dobbiamo vedere se è una casa nuova o recente o se è una casa antica. Nel caso di una casa antica, ecco che ci viene detto, ci viene comunicato che si tratta di una anima antica, la nostra, qualcosa che non è una creazione recente, ma che ha indubbiamente vissuto molte e molte volte in un crescendo, dunque un'anima di un certo tipo che ha già fatto un grande percorso. Oppure se per esempio è una casa riccamente arredata, significa che siamo persone molto complete, molto attente ai dettagli, che fanno attenzione anche e soprattutto al come ci si pone con il prossimo, a fare una bella impressione o a prendersi cura, a cogliere anche il prossimo nella propria esistenza. Oppure, per esempio, possiamo avere una casa spoglia, a quel punto è segno che probabilmente dobbiamo lavorare ancora su di noi proprio per riempire la nostra personalità. Se poi è una casa invece fatiscente, è molto probabile che alcuni aspetti della nostra personalità vadano completamente abbandonati e ristrutturati. Questo è un chiaro messaggio del sogno di quello che è insomma il lavoro che dobbiamo fare. È chiaro che un altro tassello per l'interpretazione è proprio quello di identificare qual è, ad esempio, la stanza principale che ci resta impressa. È chiaro che se stiamo parlando di una sala da giorno, una sala di ricevimento o una cucina, stiamo parlando di un aspetto appunto legato alla nostra capacità di ricevere, di accogliere le persone nella nostra vita. Dunque, in quel caso, se per esempio la cucina, che è il simbolo della preparazione, della nutrizione, dell'alimentazione, ma anche di quello che noi ingeriamo, del nostro dare, del nostro ricevere il benessere, in quel caso appunto lo stato complessivo della cucina, se è luminoso, se è attrezzato, se è pulito, se è profumato, se è pieno di cibi, ci parlerà un po' di come siamo noi nei confronti appunto degli altri, ma anche di quello che andiamo a assimilare nella nostra esistenza. Ancora possiamo fare un altro piccolo esempio, se per esempio è una camera da letto, ecco che stiamo parlando di un aspetto più legato al nostro riposo, all'elaborazione del nostro inconscio, al rapporto anche matrimoniale di coppia. Perciò se per esempio vediamo una camera da letto con letto disfatto, probabilmente la coppia sta passando un periodo non tanto piacevole. Ehm,
E comunque sono queste piccole chiavi di interpretazione che vi danno, come dire, l'input per provare a interpretare i vostri sogni. Per concludere il discorso su quello che è appunto l'interpretazione della casa, accenno ancora al fatto che se per esempio la casa mostra come avevo detto prima, una serie di stanze collegate in modo strano fra loro, oppure delle stranezze in sé, significa che dobbiamo lavorare molto per quel che riguarda la comunicazione dei nostri vari aspetti, cioè dobbiamo riuscire ad amalgamare i vari aspetti della nostra personalità in modo che diventino funzionali tra loro, perché è chiaro che questa complicazione architettonica che ci viene raffigurata nel sogno sta a dimostrare come anche noi, con il carattere che abbiamo, rischiamo di complicarci un po' l'esistenza. Questo è un piccolo excursus per farvi capire come appunto l'inconscio può dialogare con noi e aiutarci a correggerci, perché tutto, assolutamente tutto è funzionale per la nostra crescita. Ho accennato prima anche al fatto che è possibile sognare e viaggiare in modo astrale, ma del mondo astrale in modo approfondito parleremo poi in altri video. Per ora io vi ringrazio per avermi seguito fino qui e vi rimando alla prossima condivisione. Grazie per la vostra presenza e il vostro sostegno. Un abbraccio dalla vostra Hildegard.